partiamo dal quadrifoglio CDS Volley con il numero 5 Michael Lomato, numero 6 il capitano Andrea Artuso, numero 9 Filippo Marcolini, numero 10 Alex De Marchi, numero 12 Alberto Guidotti, con il numero 15 Filippo Turrato, il libero Nicola Bertazza Partigiani, e ora il momento di accogliere anche gli starting player del Volley Veneto Benacus. Con il numero 4 Filippo Carro, numero 7 Davide De Giorgio, numero 9 il capitano Cristian De Agostini, il numero 12 Tommaso Mazzola, con il numero 13 Tommaso Albrigo, il numero 14 Sasha Tarocco, il libero con il numero 11 Michele Viola, ancora un applauso in bocca al lupo al Volley Veneto Benacus e al quadrifoglio CDS Volley. A servizio Volley Veneto Benacus con il numero 12 Tommaso Mazzola, il primo punto è per il quadrifoglio CDS Volley. A servizio il numero 10 Alex De Marchi, il primo tempo vincente di Tommaso Albrigo, nuovo perfetta parità, e a servizio si presenta proprio il numero 13 Tommaso Albrigo. E out, attacco di Filippo Turrato, secondo punto per il Volley Veneto Benacus, in battuta ancora il numero 13 Tommaso Albrigo. Vincente la schiacciata di Filippo Marcolini, 2-2.
in battuta Davide De Giorgio con il numero 7. Di nuovo perfetta parità, 3 pari, quadrifoglio CDS Volley, ora al servizio, il numero 12 Alberto Guidotti. Vincente della risposta di Filippo Garro, punto è per il Volley Veneto Benacus. A servizio numero 14 Sasha Tarocco. Rauta il punto arriva per il quadrifoglio CDS Volley. Battuta ora con il numero 5 Michael Donato. Schermante del 1 del quadrifoglio CDS Volley, buon punto per il Volley Veneto Benacus. In battuta ora con il capitano Cristian De Agostini. Si riparte sul punteggio di 8-5 per il quadrifoglio CDS Volley. Al servizio sempre con il numero 15 Filippo Turratto.
servizio con il numero 4 Filippo Carro. Battuta ora con il capitano numero 6 Andrea Artuso. Scherzata vincente di Davide De Giorgio per il volley dell'Eco Benacus. Battuta con il numero 12 Tommaso Mazzola. Si ferma sul nastro, sua battuta, punto allora per il quadrifoglio CDS Volley. Conduce 10-7 e manda al servizio Alex De Marchi con la maglia numero 10. Release per Alex De Marchi. Buon punto per il quadrifoglio CDS Volley e al servizio c'è sempre il numero 10 Alex De Marchi. Al servizio sempre con Alex De Marchi. Vincente l'attacco di Davide De Giorgio. Ottavo punto per il volley Veneto Benacus al servizio con il numero 13 Tommaso Alfarigo. In battuta il numero 7 del volley Veneto Benacus, Davide De Giorgio. La schiacciata vincente di Sasha Tarocco, punto numero 10 del volley Veneto Benacus, al servizio sempre con il numero 7 Davide De Giorgio. Il muro out di Sasha Tarocco. A servizio ancora la volley Veneto Benacus con il numero 7 Davide De Giorgio.
dopo il volley Veneto Benacus 12-13 al servizio sempre Davide De Giorgio. Il volley Veneto Benacus al servizio, però prima si passerà da un time out richiesto dal quadrifoglio CDS Volley. Perfetta parità 13-13 al servizio il volley Veneto Benacus con il numero 7 Davide De Giorgio. In battuta c'è sempre il numero 7 Davide De Giorgio. Continua la scalata del volley Veneto Benacus. E non finisce più il turno in battuta di Davide De Giorgio. Punto per il quadrifoglio CDS Volley al servizio proprio con Alberto Guidotti. Tacco viene girato out. Perfetta parità 15-15 quadrifoglio CDS Volley in battuta con Alberto Guidotti. Mani out ancora una volta per il volley Veneto Benacus. Al servizio con il numero 14 Sasha Tarocco. Piccola verifica di schieramento per squadra di Bandolino, provincia di Verona. Tutto pronto per il servizio numero 14 Sasha Tarocco. Ferma in rete, sua battuta
CDS Volley, 7 battuta con il numero 5 Michael Donato. Capitano Cristian Di Agostini. Proprio il numero 9 Cristian Di Agostini andare al servizio per il Volley Veneto Benacus. Riparte sul 20-17 per il quadrifoglio CDS Volley in battuta con il numero 15 Filippo Turrato. C'è l'invasione a muro di Filippo Marcolin, il punto per il Volley Veneto Benacus. Ora in battuta con Filippo Garro, il numero 4. CDS Volley manda in battuta il capitano Andrea Artuso.
il volley Veneto Benacus, punto numero 19 al servizio si presenta con il numero 12 Tommaso Mazzola. Il set rimane innovato, allora 24 a 19, ci sono 5 set point per Quadrifoglio, CDS Volley. La chiude direttamente dal servizio, il numero 10 Alex De Marchi, il primo set, finisce 25 a 19 per il Quadrifoglio CDS Volley.
Siamo pronti per il secondo set di questa finale, primo-secondo posto, Coppa Veneto maschile. Primo set vinto 25-19 dal quadrifoglio CDS Volley contro il Volley Veneto Venacus. Ha servito il quadrifoglio CDS Volley con il numero 10 Alex De Marchi. Out sull'attacco di Sasha Tarocco. Primo punto è per il Volley Veneto Venacus. Di battuta numero 13 Tommaso Albrino. A servizio sempre con il numero 13 Tommaso Albrigo. È out il servizio del numero 13, primo punto anche per il quadrifoglio CDS Volley al servizio per il numero 9 Filippo Marcolini. È out il muro del quadrifoglio CDS Volley, terzo punto del Volley Veneto Venacus. Ribattuta con il numero 7 Davide De Giorgio. Il numero 12 Alberto Guidotti. Out l'attacco numero 14 Sasha Tarocco. Ancora in battuta il numero 12 Alberto Guidotti. Per il Volley Veneto Venacus comanda ai 9 metri il numero 14 Sasha Tarocco. Il suo servizio, nuovo perfetta parità. Battuta numero 5 Michael Lovato. Risente la schiazzata di Tommaso Mazzola. Servizio al capitano Cristian De Agostini.
battuta ora con il numero 4 Filippo Gatto. Sempre in battuta con Filippo Garrò. Passa al muro del Volley Benacus. Punto per il quadrifoglio CS Volley, al servizio del capitano Andrea Artuso. Out l'attacco di Davide De Giorgio. E ancora perfetta parità, 7-7 a servizio sempre il numero 6 capitano Andrea Artuso. Zeneis, l'aiuto del nastro per Andrea Artuso, vantaggio del quadrifoglio CS Volley. Out, servizio di Andrea Artuso, nuovo perfetta parità, in battuta con il numero 12 per il Volley Veneto Benacus, Tommaso Mazzola. Ancora al servizio il numero 12 Tommaso Mazzola. Out il tentativo di attacco Sasha Tarocco. Per il numero 10 Alex De Marchi. Mi ancora vincente, per una volta raddoppiato da Sasha Tarocco e Tommaso Albrigo. In battuta per il numero 13 Tommaso Albrigo. Un altro muro di Sasha Tarocco, ancora un punto per il Volley Veneto Benacus, sempre al servizio per il numero 13 Tommaso Albrigo. Stava vincendo l'attacco Michael Lovato. 10-11 con il servizio di Filippo Marcolin.
Volley Veneto Benacus di nuovo avanti 12-11 e in battuta con il numero 7 Davide De Giorgio. Vincente il suo servizio. Poi battuta il numero 7 Davide De Giorgio per il Volley Veneto Benacus. Caldo il muro, parte la formazione Scalizia. In battuta per il quadrifoglio CDS Volley numero 12 Alberto Milotti. Buon punto per il quadrifoglio CDS Volley. Si ritorna in perfetta parità 13-13. In battuta sempre il numero 12 Alberto Guidotti. E out il muro sull'attacco di Sasha Tarocco. Da proprio lui il numero 14 Sasha Tarocco al servizio per il Volley Veneto Benacus. Vincente la diagonale di Michael Lovato. A servizio per il quadrifoglio CDS Volley numero 5 proprio Michael Lovato. Diagonale di Tommaso Mazzola. Punto per il Volley Veneto Benacus. In battuta ora con il capitano Cristian D'Agostini. La ripresa è incredibile ma non passa il runner del quadrifoglio CDS Volley. Punta per il Volley Veneto Benacus. Ancora al servizio con il capitano Cristian D'Agostini. Mani in out per l'attacco di Tommaso Mazzola. E ancora un punto per il Volley Veneto Benacus, sempre al servizio con il capitano Cristian D'Agostini. Prima arriva il time out per il quadrifoglio CDS Volley.
servizio Cristian D'Agostini. Quindi 17 e al servizio il numero 15 Filippo Turrato. Primo tempo di Tommaso Alfredo. Numero 18 per il Volleyball Benacus. Servizio per il numero 4 Filippo Carlo. Tempo out del capitano Andrea Artuso, con un punto per il Volley Veneto Benacus. Il servizio cambia in arrivo per il quale coglie CDS Volley. Escono il numero 10 Alex De Marchi e il numero 5 Michael Novato, dentro il numero 14 Riccardo Colini, il numero 7 Jacopo Cercato. In battuta Filippo Carlo, il numero 4 per il Volley Veneto Benacus. In battuta per il quadrifoglio CS Volley il capitano per il numero 6 Andrea Artuso. In out, punto per il quadrifoglio CS Volley. 17-19 e al servizio sempre il capitano Andrea Artuso. Out il primo tempo di Tommaso Alfredo. Richiesta di time out adesso da parte del Volley Veneto Benacus. Can't you see it already? Taking everyone away to the world. It's up to me, not getting 20. Is it too much to hold? Si parte sul 18-19. Il servizio è il numero 6 Andrea Artuso. Il punto del Volley Veneto Benacus, numero 20. Mazzoni di Bardolino conduce il 20-18 e manda in battuta il numero 12 Tommaso Mazzola.
alla battuta ora per il numero 14 Riccardo Torino. Vedete anche il suo servizio, cambio in arrivo per il volley Veneto Benacus con l'uscita numero 13 Tommaso Albrigo, l'ingresso del numero 16 Davide Gatti. Si completano intanto anche i cambi del quadrifoglio CDS Volley, il ritorno in campo di Michael Lovato e Alex De Marchi al posto di Riccardo Torin e Jacopo Ceccato. In battuta il numero 16 Davide Gatti. Il numero 1 Davide De Giorgio. Il numero 22 per il volley Veneto Benacus. Ancora al servizio il numero 16 Davide Gatti. Sempre il servizio con il numero 16 Davide Gatti. Prima però un'altra richiesta di time out da parte del quadrifoglio CDS Volley. Quadrifoglio CDS Volley, secondo set sul punteggio di 23-19 per il volley Veneto Benacus al servizio con il numero 16 Davide Gatti. Dopo dell'asta l'attacco di Davide De Giorgio, numero 20 per il quadrifoglio CDS Volley. Ora al servizio per il numero 9 Filippo Marcolini. La schiossata Sasha Tarocco, sono 4 il set point per il volley Veneto Benacus. Cambio in arrivo con l'uscita numero 4 Filippo Carlo, l'ingresso numero 6 Leonardo Squala per il volley Veneto Benacus. Al servizio ora con il numero 7 Davide De Giorgio. Quadrifoglio CDS Volley.
Si riparte con il terzo set, situazione di perfetta parità 1-1, 19-25, 25-21 i parziali tra Volley Veneto Benacus e Quadrifoglio CDS Volley, questa finale primo e secondo posto in Coppa Veneto maschile. A servizio il Volley Veneto Benacus con il numero 12 Tommaso Mazzola. Vincente l'attacco di Davide De Giorgio. Primo punto di questo terzo set per il Volley Veneto Benacus, di nuovo al servizio con Tommaso Mazzola. Scherma sul nastro il suo servizio, uno pari in battuta per Quadrifoglio CDS Volley, numero 10 Alex Comanti. Primo tempo ha spinto Tommaso Alprigo. Proprio in battuta il numero 13 Tommaso Alprigo per il Volley Veneto Benacus. Al servizio con il numero 9 Filippo Marcolini. Il primo tempo del capitano Cristian De Agostini. In battuta il numero 7 Davide De Giorgio. Ancora una volta per il Volley Veneto Benacus, sempre il servizio con Davide De Giorgio. Passa il primo tempo di Alberto Guidotti. Per il Quadrifoglio CDS Volley in battuta c'è proprio il numero 12 Alberto Guidotti. Questa di formazione per squadra scaligera che è il servizio con il numero 14 di Sasha Tarocco, risultato di 5-3.
volley, manda la battuta numero 5 Michael Lovato. Il punto per il volley Veneto Benacus. No, c'è il capitano Cristian Di Agostini. Ora il servizio con Filippo Turlato. Ancora un punto per il volley Veneto Benacus, conduce 7-5 questo terzo set. Manda in battuta numero 4 Filippo Carrò. In battuta ora con il capitano il numero 6 Andrea Artuso. Un controllo sempre dello schieramento, parte la formazione patalina. Peso di 6-7 questo terzo set. In battuta ora Andrea Artuso. Attacco di Tommaso Mazzola e le mani out del muro prima del volley Veneto Benacus. Manda al servizio proprio il numero 12 Tommaso Mazzola. Di nuovo al servizio il numero 12 Tommaso Mazzola. Chiude sulla parallela Davide De Giorgio. Continua il turno in battuta di Tommaso Mazzola. Prima però time out richiesto dal
Permanente il stesso servizio, settimo punto per il quadrifoglio CVS Volley, ora in battuta con il numero 10 Alex De Marchi. Primo tempo di Tommaso Albrigo, numero 11 del Volley Veneto Benacus. A servizio proprio con il numero 13 Tommaso Albrigo. E vede anche la sua battuta. E al servizio per il quadrifoglio CVS Volley va il numero 9 Filippo Marcolini. Ora primo tempo del capitano Cristian De Agostini. Al servizio il numero 7 Davide De Giorgio. Non passa l'attacco di Sasha Tarocco. In battuta per il quadrifoglio CVS Volley, numero 12 Alberto Bidotti. Stavolta sì, c'è l'attacco di Sasha Tarocco, cioè il punto numero 13 della Volley Veneto Benacus. Cambio in arrivo per il quadrifoglio CVS Volley, uscita del capitano Andrea Artuso con il numero 6, dietro con il numero 8 Walter Barban, in battuta il numero 14 Sasha Tarocco. Il lavoro del Volley Veneto Benacus. In battuta ancora il numero 14 Sasha Tarocco. Prima però altro cambio in arrivo per il quadrifoglio CVS Volley. Esce il numero 5 Michael Lovato e il numero 14 Riccardo Polini. È un servizio vincente per Sasha Tarocco. Numero 15 per il Volley Veneto Benacus. Ancora il numero 14 Sasha Tarocco al servizio. In auto del muro, punto anche per il quadrifoglio CVS Volley. E al servizio
lascia il campo al suo posto numero 13 Riccardo Cardia. Terzo set di questa finale, primo e secondo posto di Coppa Veneto maschile tra Volley Veneto, Benacus e Quadrifoglio CDS Volley. Conteggio dei 7 in perfetta parità 1-1. Primo vinto dal Quadrifoglio CDS Volley per 25-19, il secondo dal Volley Veneto Benacus per 25-21, che conduce anche in questo set per 16-10. Manda ora in battuta il capitano numero 9 Cristian De Agostini. Salvezzo per il numero 13 Riccardo Cardia. Sulla rete, sulla battuta, punto ancora per il Volley Veneto Benacus. Ora al servizio per il numero 4 Filippo Carro. In battuta sempre il numero 4 Filippo Carro. Primo tempo di Walter Barban, punto del Quadrifoglio CDS Volley. Ora il servizio proprio con il numero 8 Walter Barban. A servizio sempre Walter Barban. La vincente di Tommaso Mazzola, punto numero 19 per il Volley Veneto Benacus. In battuta sempre per il numero 12 Tommaso Mazzola. Realizzato dal numero 12 Tommaso Mazzola, di nuovo dai 9 metri. Stavolta il servizio di Tommaso Mazzola, 14 metri. Quadrifoglio CDS Volley, che manda in battuta Alex Marti. E oltre il servizio
numero 10 del Bipoglio CDS Volley. Cambio in arrivo invece per il Volley Veneto Venacus con l'uscita del numero 13 Tommaso Albrigo, entrata il numero 16 Davide Gatti che va in battuta. Era sul nastro il servizio del numero 16, 15-21 il punteggio. Al servizio il numero 9 Filippo Marcolino. Davide De Giorgio del Volley Veneto Venacus. Cambio per il Volley Veneto Venacus con l'uscita del numero 7 Davide De Giorgio e l'ingresso del numero 5 Marco Bellinazzi. Si chiude il cambio con l'ingresso nuovamente di Davide De Giorgio al posto di Marco Bellinazzi in battuta con il numero 12 Alberto Guidotti. Out su battuta 23-16 per il Volley Veneto Venacus. Questa di time out da parte del Volley Volley CDS Volley. Si riparte questo terzo set sul punteggio di 23-16 con il servizio di Sasha Tarocco. Avete il suo attacco appunto il numero 17 per il Volley Volley CDS Volley 17-23 in battuta numero 14 Riccardo Tonini. Filippo Garro da 7 palle set al Volley Veneto Venacus, va al cambio con l'uscita del numero 16 Davide Gatti e entra il numero 13 Tommaso Albrigo. In battuta c'è il capitano Cristian Di Agostini.
2-1 in favore del Volley Veneto Benacus. Partite 19-25, 25-21 e 25-17. Che ci ha ospitato, così come alle società di Volley Clodia, SD Volley Valli e la Candina Valdoca. Siamo pronti per questo quarto set. La partita sarà il quadrifoglio CDS Volley con al servizio numero 12 Alberto Vilotti. Ancora al servizio con Alberto Vilotti. Attacco, lungo linea. Davide De Giorgio, punto del pareggio. Servizio per il Volley Veneto Benacus. Numero 13, Tommaso Albrigo. Out sul servizio, secondo punto per il quadrifoglio CDS Volley. In battuta con Riccardo Torino. Punto per il Volley Veneto Benacus. Servizio ora con il numero 7 Davide De Giorgio. Quadrifoglio CDS Volley ora in battuta con il numero 13 Riccardo Cardia. E out il suo servizio. Punto per il Volley Veneto Benacus. Rimane in battuta il numero 14 Sasha Tarocco. In battuta per il quadrifoglio CDS Volley numero 8 Walter Barmani. Diagonale di Tommaso Mazzola. Trova ostacoli e il punto è per il Volley Veneto Benacus. Ora al servizio con il capitano Cristian De Agostini.
5-4 per la formazione di Campodarseno. Questo quarto set con il Volley Veneto Benacus che conduce 2-7-1. In battuta il numero 10 Alex De Marchi. Perfetta parità al servizio del numero 4 Filippo Carro. Vedete il servizio di Filippo Carro, numero 6 per il quadrifoglio CS Volley. Ora va in battuta con il numero 9 Filippo Marcolin. Attacco all'Italia di Giorgio, riesce al contenimento del muro e della difesa. Parità e al servizio c'è Tommaso Naccola. Soprattutto gioca punto a punto in questo quarto set. In battuta adesso il numero 12 Alberto Milotti. Primo tempo di Tommaso Albrigo, punto del Volley Veneto Benacus. Dai 9 metri si presenta proprio il numero 13 Tommaso Albrigo. In battuta sempre Tommaso Albrigo. E il muro, poi l'ultimo colpo cadendo di Riccardo Polina, il punto per il Volley Veneto Benacus. Continua il turno in battuta di Tommaso Albrigo. Passa il primo tempo, batter Lavan 8-9 al servizio con il numero 14 Riccardo Tolin. Speglie sul soffitto la palla sport veronese, la difesa allora di nuovo perfetta parità 9-9 e al servizio sempre Riccardo Tolin. Voglio CS Volley in avanti, sempre il servizio con Riccardo Tolin.
sistemare sempre la formazione. Volley Veneto Benacus, pronto al servizio per il numero 14, Riccardo Tolin per il quadrifoglio CDS Volley. Davide De Giorgio che ci ha provato 2 volte in attacco, poi la chiude in difesa, ma adesso in battuta per il numero 7 Davide De Giorgio. È out il tentativo di Alex De Marchi, punto per il Volley Veneto Benacus, si porta avanti 11-10, sempre al servizio Davide De Giorgio. In battuta Riccardo Cardia. Riesce la difesa del quadrifoglio CDS Volley. Applauso naturalmente anche per Alex De Marchi. E al servizio per il Volley Veneto Benacus c'è Sasha Tarocco. Vedete la sua battuta al servizio il numero 8 Walter Barban. L'attacco del Volley Veneto Benacus. Meggio di 13-12 in questo combattutissimo quarto set. In battuta il capitano Cristian De Agostini. Al servizio sempre il numero 9 Cristian De Agostini. Prima però cambio di arrivo per il quadrifoglio CDS Volley. Esce il numero 12 attacco Guidotti, il numero 11 Riccardo Gambalonda.
in battuta il numero 10 Alex De Marchi. Da parte di entrambe le formazioni, un applauso soprattutto ai due liberi. Al servizio Filippo Carro.
Giorgio, che è stato dato in time out ora da parte del quadrifoglio GS Volley. Davide De Giorgio. Ora in battuta con il numero 14 Sasha Tarocco. Sempre il numero 14 Sasha Tarocco, richiesta di time out per il quadrifoglio GS Volley. Quadrifoglio GS Volley al servizio con Walter Barman.
Prigo e a servizio c'è il capitano Cristian D'Agostino. Il punto invece che è del quadrifoglio CS volley 22-24. Ci sono ancora 2 match point per il volley Veneto Benacus. Questa finale, primo e secondo posto di Coppa Veneto maschile. Anche di formazione da parte del volley Veneto Benacus Reggio 22-24, il servizio che sarà per il quadrifoglio CS volley